Allora, diciamo appunto stimolare un po' la crescita, che era legata al discorso che se non si muove l'economia internamente nulla si muove, è legato al discorso della recessione. Che cosa si sarebbe dovuto toccare secondo voi nella manovra che non è stato fatto? È il tema degli investimenti. Il tema degli investimenti è l'unica leva che può davvero far ripartire questo Cosa paese vuol e dire il creare tema lavoro. cosa vuol dire? Vuol dire mettere in campo un piano straordinario di investimenti pubblici finalizzato alla creazione di lavoro, in particolare per i giovani e per le donne, e che allo stesso tempo risponda a bisogni reali e emergenze del paese. Avremmo soltanto l'imbarazzo della scelta. Sto pensando altro che fermare le opere pubbliche, altro che fermare le infrastrutture, altro che costi e benefici. Qui serve rilanciare tutto quanto, non solo le grandi infrastrutture che sono importanti. Noi siamo a favore, tanto per capirci, della TAV. Qua in Veneto vuol dire Brescia, Padova, Verona, Padova, va fatta assolutamente. Siamo per le grandi infrastrutture materiali, eccetera, eccetera, ma ci sono poi anche le infrastrutture immateriali. Siamo di fronte alla più grande rivoluzione tecnologica di tutti i tempi, o ti prepari anche attraverso infrastrutture digitali e metti il tessuto produttivo, la società nelle condizioni di poter utilizzare appieno queste grandi potenzialità, o rischiamo di perdere un grande treno. E noi in Italia abbiamo bisogno di investimenti, banda larga e così via. Poi ci sono le infrastrutture sociali. Cioè gli investimenti non sono soltanto strade e cemento, sono anche sanità, sono medici, sono È il sono discorso dei servizi medici sociali, poi, sì. esatto. Abbiamo una sanità pubblica che è stata totalmente tagliata in questi anni qui, perché anche lì si è fatta austerità. Siamo arrivati ad avere un'incidenza della spesa sanitaria rispetto al PIL tra le più basse sotto la media europea. Per fortuna abbiamo un sistema che è sempre stato di grande eccellenza, dei grandi professionisti, ma rischiamo di perdere questo patrimonio qui. Quello è un punto dove va rilanciato anche un tema di risorse. Se c'è un limite di questa finanziaria e delle politiche economiche di questo governo, è il fatto di essere riuscito nel capolavoro di portare al minimo storico gli investimenti rispetto ad un'eredità che già di per sé era assolutamente insufficiente. Quindi noi diciamo bene le misure, per carità, sul piano della risposta alla povertà assoluta e così via, ma se tu parallelamente non rilanci un grande piano di investimenti pubblici che farà anche da volano a quelli privati, non esci dalle secche in cui ci troviamo. Ecco, adesso c'è un altro messaggio, un attimo solo, nelle contrattazioni collettive, guarda caso vincono i fannulloni che portano a casa benefit e incentivi grazie allo sforzo dei volenterosi responsabili. Non crede che questo sistema sia vecchio? Bisogna adeguarlo con gli obiettivi che bisogna dare ad personam o micro reparti. No, è sbagliato questa idea qui. Noi abbiamo bisogno di una contrattazione collettiva perché lo dimostrano il confronto dei vari paesi dove c'è una copertura contrattuale forte, dove c'è un contratto nazionale forte, c'è anche una, diciamo così, distribuzione del reddito nazionale più favorevole dal lato del lavoro. Se tu non hai la contrattazione collettiva, molto semplicemente si allarga sempre di più invece lo spazio per i redditi da capitale, profitti e così via. Questo è un dato scientifico, c'è poco da fare. Dopodiché la contrattazione collettiva che noi portiamo avanti dà una copertura nazionale, ma mette anche a disposizione uno spazio, penso al secondo livello, nell'azienda vera e propria, che può articolare, rispondere ad esigenze specifiche e anche valorizzare le punte, diciamo così, di eccellenza che ci sono. Non pensiamo che la contrattazione collettiva sia come una sorta di tetto sotto il quale devono rimanere tutti. È un solido terreno sul quale appoggiamo tutti quanti i piedi e che non impedisce assolutamente di poter portare a casa ulteriori Perché avanzamenti. per chi vale la contrattazione collettiva? Beh, Riferendoci sempre alle nostre aziende. la contrattazione collettiva copre l'insieme di tutto il mondo del lavoro dipendente, al netto ovviamente delle fasce di economia sommersa, di lavoro nero Ah, che va bene, purtroppo in ok. Italia ci sono e lì non dipende dalla contrattazione collettiva. Però noi in Italia abbiamo una copertura contrattuale tra le più alte d'Europa. Noi il lavoro dipendente vero e proprio è coperto oltre il 90%. Rimangono fuori dalla contrattazione collettiva soltanto alcuni ambiti del pubblico impiego non contrattualizzato, militari, eccetera, 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 ma il lavoro dipendente è coperto. Ecco, com'è che si spiega che ci sono dei lavoratori giovani che vengono assunti con dei contratti bassissimi, con le donne con contratti più, Questo è il valore più punto. basso Cioè, rispetto agli uomini, a parità di ruoli, mansioni?
Questo è il punto, qui si va sul piano delle scelte reali anche delle aziende. È evidente se, ad esempio, i ruoli di responsabilità, di direzione, di dirigenza, dai quadri in su, sono appannaggio soltanto degli uomini, come purtroppo è oggi ancora, è chiaro che poi di fatto, non per il contratto collettivo, ma per queste scelte, per queste dinamiche, diciamo, strettamente dentro i posti di lavoro, si crea quel gap salariale indecente che caratterizza il nostro Paese. Il problema è esattamente quello, una grande battaglia non per una parità salariale astratta che è già stabilita dalle leggi e dai contratti collettivi, ma per una carriera lavorativa che valorizzi pienamente le donne rispetto ad una monogenere maschile che purtroppo ci portiamo anche come retaggio del passato. Questo spiega molto. Poi c'è evidentemente la precarietà. Ecco, la precarietà è esattamente anche al di fuori di quella copertura contrattuale di cui parlavo prima. Però guardate che la scelta politica di puntare sulla flessibilizzazione del lavoro, che è un modo edulcorato per dire la precarizzazione del lavoro, era finalizzata anche a scardinare e indebolire il potere contrattuale collettivo dei lavoratori, perché anche attraverso quella leva lì si porta avanti un modello di sviluppo che cerca di giocare sull'abbassamento del costo del lavoro, a cominciare dai salari, nell'illusione di essere più competitivo nel mercato mondiale. Noi proponiamo un modello anche di competizione, diciamo così, più complessiva nel mercato, esattamente opposto. O il sistema delle imprese italiano gioca la scommessa della via alta alla competitività, che è investimenti, qualità, innovazione soprattutto, che è un po' il modello tedesco, al di là di tutti i limiti poi della Germania, le sue politiche eccetera, però oggettivamente è quel modello lì, oppure tu fai una ricorsa al ribasso che poi si scarica inevitabilmente sui soggetti più deboli, a cominciare dai lavoratori e a cominciare soprattutto dai giovani che appunto il lavoro lo conoscono esclusivamente attraverso queste forme, queste tipologie di lavoro precario che non garantiscono diritti, non garantiscono coperture, soprattutto che non garantiscono una certezza e una sicurezza delle persone e la possibilità di guardare alla vita in prospettiva. Poi ci chiediamo perché non fanno figli, perché non ci sono le famiglie e così via. Lasciamo stare tante storie, eccetera, il tema è il lavoro. Quando tu hai un lavoro stabile, di qualità, che ti permette di guardare al futuro, state tranquilli che anche lì riparte tutta un'altra serie anche di processi, a cominciare anche da quelli demografici e così via. Assolutamente. Ultima questione che affrontiamo insieme è questa manifestazione unitaria che avete organizzato per il 9 febbraio. Cioè, cosa si tratta? Cosa pensate di fare? Cosa vorreste ottenere? Noi andiamo in piazza per dire al governo che abbiamo delle proposte e vogliamo che il governo apra una trattativa con il sindacato sul piano del merito e dei contenuti delle questioni. Noi non siamo un partito politico, siamo un sindacato. In piazza ci andiamo non per fare operazioni contro questo o quel governo. I governi noi li giudichiamo tutti quanti sul merito delle scelte che fanno. Avevamo portato delle richieste a Conte, ci avevano assicurato l'apertura di un tavolo di confronto, poi ognuno si assume le proprie responsabilità, ma chi rappresenta 12 milioni di lavoratori e pensionati deve, io penso che sia anche utile ascoltarlo, quando tra l'altro c'è una disponibilità anche al confronto nel merito. Nel merito andiamo per dire, uno, non basta il reddito di cittadinanza, ma servono gli investimenti per far ripartire il lavoro vero. Quelle 3 offerte non devono rimanere sulla carta, devono esserci veramente. Pensioni, non pensiate di cavarvela con solo quota 100, che non è il superamento della Fornero. A noi quota 100 va benissimo, ci mancherebbe altro, dà una risposta, però è parziale, solo una parte di persone, temporanea, è a termine, e lascia intatta l'impianto della legge Fornero per tutti gli altri. Noi abbiamo innanzitutto risposte da dare ai giovani, perché in prospettiva con questo sistema previdenziale non avranno una copertura previdenziale, serve quella che noi abbiamo chiamato pensione contributiva di garanzia, perché chi ha il lavoro precario, chi ha un lavoro discontinuo non arriverà mai a maturare 38 anni di contributi. Questo è un punto. Alle donne, stessa spiaggia, stesso mare, sfido chiunque a trovare una donna
Ce ne saranno, ci Sì, mancherebbe, sì, ma la però. maggior parte, e non per colpa sua, anzi dovendosi far carico anche purtroppo del ben noto problema del lavoro di cura e così via, non arriverà mai ai 38 anni. Quindi va bene quota 100, nessuno dice ci mancherebbe altro, l'abbiamo rivendicata anche con il precedente governo, però attenzione che quota 100 è una risposta parziale, mentre noi vogliamo ridisegnare il sistema previdenziale e superare per davvero la Fornero, cosa che oggi non è, perché al di là di quota 100 la Fornero è confermata, anzi dal 1° gennaio per tutti gli altri l'età pensionabile è già salita a 67 anni. E quindi i temi sono sempre quelli, non si può lavorare fino a Però non ce quell'età. lo lasciano, però di fatto l'Europa non ce lo lascia fare, cioè ha posto talmente tanti ostracismi, tanti paletti, tante cose, per cui questa idea di riforma che inizialmente era stata incubata si è ridotta all'osso Sì, qui sempre c'è un più, problema, ricatti addirittura. c'è un problema, ma alla fine insomma sembrava che si dovessero fare sfracelli, si è partiti alla carica, Ma se eccetera, non ce lo eccetera, e lasciano alla fare... fine, ho capito, però Perché le guardate, istanze del sindacato in parte collimavano con quanto si propugnava in campagna elettorale, poi sui fatti, vedi te quello che è successo, ti mettono sotto scacco in è Europa e tu non puoi sempre fare solo niente. una questione di risorse, da dove si vanno a prendere? Allora diciamocelo tutto, in questi anni l'austerità è pesata soprattutto sui ceti medio deboli. Noi diciamo chiaramente che ci sono 120 miliardi di evasione fiscale all'anno in questo paese. Parliamo come lavoratori dipendenti e pensionati che pagano fino all'ultimo centesimo e garantiscono oltre il 90% del gettito IRPEF. Ora si stanno tagliando le tasse a tutti, tranne che a noi, e questo non va bene, perché non puoi continuare ad alimentare, cioè, faccio un esempio, la flat tax, con tutto il rispetto, un professionista paga il 15% di tasse, un lavoratore dipendente paga il 30% e oltre. Perché? Non c'è nessuna ragione. C'è la questione della lotta all'evasione fiscale, si fanno i condoni e le sanatorie quando bisogna invece ridurre questa montagna di 120 miliardi nell'interesse di tutti, perché poi quei soldi lì servono appunto per fare una riforma previdenziale degna di questo nome, per dare dei servizi sanitari e sociali alle persone, per finanziare gli investimenti e così via. E poi abbiamo anche un'altra questione, c'è una grande concentrazione della ricchezza in Italia. Il 10% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza. Possiamo dire che una patrimoniale, noi non abbiamo paura di dire questo nome, abbiamo fatto una proposta precisa che chiederebbe un piccolo sacrificio al 5% degli italiani più ricchi per ricavare delle risorse da destinare appunto a priorità e bisogni sociali di vario tipo. Quindi le modalità per fare queste scelte ci sono, poi se decidi che i lavoratori dipendenti e pensionati devono pagare le tasse solo loro e gli sconti li fai a imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, eccetera, eccetera, fai una scelta politica. Come abbiamo gli imprenditori in questo caso non erano questi professionisti che in realtà sono le cosiddette finte partite IVA che rientravano in questo range, che si trovavano prima erano le finte sobbalzati. partite IVA, adesso stiamo arrivando a 65.000 euro di reddito all'anno e il prossimo anno saranno 100.000, mi pare che siamo in un altro ambito. Perfetto, allora di questo parleremo ancora, Cristian Ferrari, Molto perché ci sono volentieri. diversi temi sempre molto interessanti. Abbiamo visto anche la partecipazione dei nostri telespettatori, che ringraziamo per i loro messaggi, poi voi giratecene ancora, mandateci le mail, poi noi convochiamo i nostri esperti per discuterne ancora. Buon proseguimento, buon lavoro naturalmente a voi. Grazie. Che vi state organizzando per la manifestazione, noi ci vediamo domani, grazie.